Mister Alessandro Cupisti, un pareggio giunto alla fine dopo una partita che stava incanalandosi verso la vittoria del Novara, una grande reazione di testa e di cuore della tua squadra. Io direi soprattutto una gran bella partita per chi l'ha vista, perché le due squadre hanno giocato hockey e hanno fatto un hockey di certo livello. Poi noi eravamo partiti in vantaggio, poi ci siamo un po' spenti, nel senso abbiamo avuto foga di dover far gol, abbiamo preso le ripartenze loro dove sono micidiali. No, nonostante che siamo andati sotto 3-1 non abbiamo perso la testa, abbiamo avuto fortuna su qualche occasione, bravura anche del portiere, insomma ci vuole anche quello, però abbiamo avuto la costanza di crederci fino in fondo e alla fine è venuto il pareggio e se c'era un pizzico di più a 0 secondi si poteva fare anche il gol della beffa, comunque va bene così, noi continuiamo per il nostro cammino. Ritmi altissimi, l'hai detto, quasi ritmi da 1, dicevamo, perché comunque non si sono risparmiate. Chiaro che il Novara dopo sul 3-1 ha un pochino cercato di addormentare la partita, però veramente complimenti alla tua squadra per un po' tutti gli effettivi dopo l'hanno ripresa e anche con giocato personale, ma anche con una buona prestazione difensiva, perché Novara ha un grosso potenziale offensivo. Novara che ha il grosso potenziale offensivo si sapeva e niente, io faccio complimenti come sempre alla squadra. Una tiratina d'orecchio ogni tanto perché commettiamo delle superficialità, io lo ripeterò all'infinito, le partite durano 50 minuti e ci vuole testa per 50 minuti e noi abbiamo bisogno di tutti e 10 i giocatori, cioè non è importante chi gioca 1 minuto o 10 minuti o 20 minuti, ma sono importanti tutti e io ho bisogno di questi ragazzi. Perfetto, grazie mille mister. Grazie a voi.